Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo, non serve nemmeno dirlo, credo. Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo, una gran... Con un monologo sulla differenza ancora estremamente radicata tra uomo e donna è iniziata l'assemblea della CGIL per presentare dati importanti, ma soprattutto soluzioni. A Mestre, alla presenza di Susanna Camusso, perché secondo i dati elaborati da CGIL, proprio in Veneto le donne risultano essere maggiormente penalizzate. Il Veneto non fa una gran bella figura, ma diciamo il nostro paese non fa una bella figura. In realtà aumentano i processi di precarizzazione che riguardano in particolare le donne, part-time verticali, contratti a termine, tutte soluzioni precarie. Questo è un dato generale, ovviamente colpisce ancora di più in una regione come il Veneto, dove comunque la crisi in qualche modo è un ricordo alle spalle, il mercato del lavoro e le attività produttive hanno ripreso a funzionare, quindi rende più plastico il fatto che siamo di fronte a una discriminazione. A partire dalle retribuzioni che differiscono del 35%, frutto di maggiore precarietà, più part-time, ma anche un valore inferiore di premi e paghe orarie. C'è un grandissimo tasso di part-time involontario, molto più alto delle altre regioni, e che quindi l'occupazione femminile, anche delle ragazze laureate, delle ragazze istruite e ben preparate, è un'occupazione povera. Permane una discriminazione che è legata molto al tema della maternità e del tempo, e quindi alla necessità delle donne magari di assentarsi per un periodo. Quindi succede ancora nei colloqui di lavoro che si chieda alle ragazze se hanno intenzione di sposarsi, se hanno intenzione di avere figli. Succede quotidianamente e succede ancora, e i dati sono evidenti, di donne che dopo la maternità sono costrette a dimettersi perché non è compatibile il lavoro con la cura dei figli. Questo ci dice in realtà come non si sia capito nulla di quello che è successo nel mondo, non si sia capito nulla dello straordinario valore delle donne, e anche qui, se vogliamo, come dire, tradurla brutalmente, il futuro non può che essere femmina, visto che gli uomini non hanno dato grande prova di loro. Abbiamo ancora indubbiamente molto da fare, è uno dei temi che forse mette, come dire, poi in chiaro anche cosa vuol dire essere multitasking. Qualche anno fa dicevamo essere acrobati, adesso diciamo essere multitasking, cioè fare molte cose contemporaneamente. È quello che bisogna passare dall'idea che sono le donne che devono conciliare tutto all'idea che invece bisogna condividere